11 agosto 1972, una data triste, infatti muore Gaetano Marzotto. Ricordiamo che era stato alla guida del gruppo dal 1922, quindi per esattamente 50 anni Gaetano Marzotto aveva condotto questa industria. Ha scritto anche un libro di memorie. Vogliamo leggere qualche piccolo passo di questo libro? Dice Gaetano Marzotto: posso affermare in coscienza che nel corso di lunghi anni ho sentito sempre maggiormente l'impulso e la preoccupazione di nobilitare il lavoro utilizzandolo nelle migliori condizioni. Ed in particolare, dopo la immane catastrofe dell'ultima guerra, ho sentito imperiosa l'ansia di concorrere alla pacificazione sociale tanto necessaria in questo nostro da sempre travagliato paese. Posso asserire di non aver mai badato soltanto al mio tornaconto personale. Molti investimenti vennero approvati non tanto in vista del reddito presunto, quanto della possibilità di guadagno dei prestatori d'opera. Non ho tenuto la proprietà come un titolo in cassaforte, ma ho speso ed assunto rischi per creare lavoro rimunerativo. Ho riedificato fabbriche per disporre di ambienti salubri. Ho costruito case di veramente civile abitazione, quando in genere non vi si pensava o si parlava di case minime. E fu anche così che si poterono debellare le malattie professionali. Ho attuato programmi prima non mai affrontati per valorizzare l'agricoltura ed accoppiarla all'industria, al fine di abolire la piaga del bracciantato e di dare occupazione integrale alla gente di campagna, incontrando opposizioni, ostilità, difficoltà, noie e critiche senza fine. Così la costruzione della rete alberghiera ebbe inizio in piccoli centri dell'Abruzzo, delle Puglie, delle Calabrie, della Sicilia e della Sardegna, finché il fine prefissomi era di aprire la via del Mezzogiorno e delle isole agli operatori economici ed al turismo per rendere possibile lo sviluppo di nuove attività in regioni irraggiungibili. Le istituzioni sociali della Marzotto, che pure restano a tanti anni dalla loro realizzazione le maggiori opere del genere fatte in Italia, sono ben più significative ove si tenga conto del tempo in cui sorsero e del tipo di aziende che hanno consentito di promuoverle. Ho agito, conclude Gaetano Marzotto, sempre di mia iniziativa e fuori da ogni privilegio artificiosamente creato, nella speranza di contribuire a rendere la vita più facile e più serena. Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.